Una rivelazione potente ha appena scosso la notte a Napoli, mettendo tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni fresche direttamente dai retroscena azzurri. Come sempre, restiamo fermi nella missione di alzare il livello, portando tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di addentrarci in questo tema che già sta facendo parlare tutta la città, lascia un like e iscriviti al canale. Questo aiuta tantissimo a rafforzare il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, qualcosa di davvero gigantesco si sta preparando. E stavolta, il nome al centro della scena è uno dei giocatori che più hanno sorpreso in questa stagione di Serie A. Giovane Santana do Nascimento, l'attaccante brasiliano dell'Hellas Verona che, in pochi mesi, è passato da scommessa a basso costo a obiettivo dei giganti d'Europa. La sua crescita tecnica, la velocità e la personalità hanno segnato profondamente la prima metà del campionato. Non solo ha segnato gol importanti, ma è stato protagonista in partite di peso, incluso quel match contro l'Inter che ha generato discussioni in tutta Italia. Secondo ESPN, il club che si è mosso con maggiore decisione all'inizio è stata proprio l'Inter, con Beppe Marotta e il suo staff impegnati in colloqui diretti con gli agenti del giocatore. Christian Chivus sarebbe stato il primo a chiederne l'acquisto, dopo essere rimasto impressionato dalla prestazione di giovane contro i nerazzurri al Bentegodi, gara in cui il brasiliano ha segnato un gol magnifico ed è stato protagonista dell'episodio discusso con Bissek a centrocampo. Ma il punto più sorprendente della trattativa è un altro. L'Hellas Verona ha fissato un prezzo che molti considerano già esagerato. Il club ha pagato circa 4 milioni al Corinthians per portarlo in Italia, ma ora chiede tra i 25 e i 30 milioni per cederlo. Una cifra altissima per un giocatore ancora in fase di crescita, ma che riflette due fattori: il suo potenziale e, soprattutto, la forte competizione per acquistarlo. Ed è qui che entra in gioco il Napoli, con Giovanni Manna che segue da vicino ogni dettaglio della situazione. Il club vede in giovane un profilo capace di dare profondità all'attacco e di offrire qualità che Conte valorizza enormemente. Aggressività, cambi di ritmo, dribbling corto e coraggio nell'1 contro 1. L'interesse del Napoli non è semplice osservazione, è concreto. E la sfida con l'Inter viene già considerata reale nei retroscena di mercato. Ci sono poi altri concorrenti importanti. Milan e Villarreal monitorano il brasiliano e stanno valutando una possibile mossa. Ma, secondo le ultime informazioni, l'Inter sta tentando di accelerare per evitare che la trattativa diventi un'asta senza controllo. La dirigenza nerazzurra vuole chiudere prima che il Napoli avanzi e prima che il Milan decida di entrare seriamente in gioco. All'interno dell'Hellas Verona sanno benissimo che difficilmente troveranno un altro giocatore con una crescita di valore così rapida in così poco tempo. Per questo mantengono una richiesta alta, facendo leva sull'interesse contemporaneo di diversi club. Per il Napoli, la domanda chiave è semplice: giovane vale davvero questo investimento? Sarebbe il nome ideale per completare l'attacco di Conte? Adesso voglio sentire voi, tifosi del Napoli. Giovane vale 25 a 30 milioni? Portereste il brasiliano a Napoli o preferireste un altro attaccante? Scrivetelo nei commenti, e non dimenticate di lasciare un super thanks per sostenere ancora di più il nostro lavoro.